Buongiorno, oggi è sabato 30, venerdì 30 maggio. Ho già messo online il vlog del 29 di ieri e sono contenta perché è già online, già di prima mattina, e quindi sono contenta. Sono le 7:30, tipo qualcosa del genere. Oggi il tempo è nuvolosissimo e non è bello per niente. Niente, oggi è proprio pessimo il tempo. Ieri sera ho fatto fuoco per asciugare tutta la roba, finire di asciugare la roba. Qui sto preparando il caffè latte e faccio colazione, poi faccio una doccia veloce. Ho già preparato parte della borsa per andare via. Eccolo lì. Cipi. Ah, è volato via. Eccoli lì. È volato via di nuovo. Che carini che sono. Vabbè, qui le pecore non sono ancora arrivate, c'è l'erba altissima, guardate la differenza. Boh, non è neanche tanto alta, devo dire. Comunque non sono ancora arrivate perché c'è tanta neve in alto e quindi non possono portarle in alta quota. Panna, allora? Ha intuito qualcosa, vero? Sì. Panna ha capito che noi andiamo via. Tristezza. Sta qui al sole e si scalda la schiena. Vedi? Ho sentito le pecore, sono qua vicino da qualche parte. Cioè, guardate, sta qua. Mi tiene la mano. Ecco. Questa ha capito che devo andare via. Mollami, molla. Mi ha ficcato le unghie dentro per la ciccia. Qua ci sono i gattacci. Giugi. Ciao Giugi, buongiorno. Giugi. E Anthony? Virgola. Ciao Virgola. Ma ne sei abituata ai video tu, vero Anthony? Anthony? Dove vai? Dove? E Stella! Oh, ciao Stella! Stella! Andiamo! Virgola! Che nasone anche tu, amore! Ci avete tutti i nasoni qua! Anthony! Tutti i nasoni, tutti! Sì! Mata! Siamo partiti, siamo a Venas. Vengono i dubbi su dove siamo. E non ridere. Siamo partiti, insomma, dopo tanto, sono le 2:20. I miei sono già avanti, saranno tipo a Tai di Cadore, e dopo ci dobbiamo fermare a Belluno. Vabbè, ci vediamo dopo, va.
euro di Belluno. Adesso si entra, poi si parte e si va in autostrada. Ci siamo appena fermati, anzi siamo appena ripartiti dall'autogrill che non so il nome, non abbiamo guardato il nome, anche adesso ci siamo dimenticati, vabbè, pazienza. Abbiamo trovato i parenti di Belluno, oltretutto, e infatti siamo qua, siamo 3 macchine in fila in autostrada, quindi noi siamo gli ultimi, poi davanti ci sono i miei genitori e davanti ancora ci sono i parenti, e mia mamma pensava di essere tra gli ultimi ad arrivare, invece no, non siamo gli ultimi, anzi secondo me, no vabbè, non siamo gli ultimi. Beh, in effetti noi siamo con l'ultima macchina, quindi siamo gli ultimi. Va bene, qua c'è il sole in questo momento, ma abbiamo trovato anche la pioggia, È bello, è tutto verde, tutto così verde qua giù. E c'è tanto caldo, sono 28 gradi, ma fate conto che stiamo andando a 130. Erano 31 gradi da fermi in autogrill, quindi abbastanza caldino rispetto a su da noi che fa anche 10 gradi, anche meno di 10 gradi la mattina, quindi c'è una bella differenza. Ma insomma continuiamo, ci manca più o meno metà strada per arrivare a destinazione e quindi magari mi faccio sentire dopo. Ciao ciao! Siamo arrivati in hotel dopo una strage di chilometri persi nei paesini chissà dove. Ci hanno detto di andare a Como Centro, siamo andati a Como Centro, poi alla fine siamo venuti a prenderci, siamo dovuti tornare indietro tutta la strada che avevamo fatto, quindi lasciamo perdere. Gli altri sono andati tutti a mangiare, noi siamo rimasti qui in camera. Vi faccio vedere un attimo il bagno e insomma ho già qualcosa da ridire, ma sono abituata ai 4 stelle. E vi faccio vedere il bagno, poi quando è libera la camera c'è la camera che è piccolissima, non è bello per me insomma. Bene, questo è il bagnetto, cioè in pratica, ecco, si entra, c'è questo finto legno, cestino, a destra c'è il lavandino con i 2 bicchieri. Non c'è questo sapone e basta. Di solito negli hotel c'è il cestino con tutte le varie loro robe, invece qua assolutamente non c'è niente. Vabbè, specchio, c'è il phon, che è un phon non so, poi vabbè il devater e la doccia, che oltretutto è sporco il piatto della doccia, e poi c'è il calcare sui rubinetti, sul rubinetto. E poi una cosa che non mi è piaciuta, vabbè, qua c'è il tappetino per la doccia, cioè hanno messo un bidet, un doccia e un doccia da usare come viso, ma siamo 2 persone, quindi già questa cosa mi urta particolarmente. Negli hotel a 4 stelle non succede, anzi, sei una persona ti danno 2 asciugamani addirittura, e bon, quindi vi faccio vedere il resto della camera. Questa è la porta d'entrata, che mi sa molto molto squallida. Vabbè, qua si inserisce la tessera come in tutti gli hotel ormai. Sì. Poi si va di qua a destra, c'è lo specchio, qui c'è il letto, semplicemente una cosa veramente... La televisione è bassissima, oltretutto, quando si è distesi a letto la televisione così bassa non va assolutamente bene, bisognerebbe metterla qua su, ma non so come hanno progettato ste stanze. E poi c'è sto pavimento che mi sa da sporco, è tipo una moquette, un tappeto incollato al pavimento, e niente, poi qua ci abbiamo messo i nostri borsoni, qua c'è la nostra roba e lì abbiamo i vestiti, c'è questo piccolo armadio e cassaforte, e non c'è nient'altro, ci sono questi 2 cuscini mignon e basta. Quindi questa è la stanza. Adesso forse usciamo e forse faccio ancora un pezzo di video, altrimenti buonanotte.